continuano questi tavoli importanti, però quello che vediamo è che il viadotto Petrusa del ponte Petrusa insomma, si è fermato, quindi ulteriori problemi, insomma, la gente protesta, però purtroppo l'ANAS e lo Stato non dà risposte adeguate. Bisogna distinguere tra l'aspirazione dei cittadini legittima ad avere servizi che funzionano e la complessità delle cose e delle procedure da seguire. Oggi abbiamo di nuovo la presenza del vice ministro Cancelleri qui ad Agrigento, che, come dicevo anche in occasione della precedente riunione, è un segno a mio parere di grande rilevanza che dimostra l'attenzione dello Stato. Io non me la sento di dire che manca lo Stato, che non ci sia attenzione a questi problemi. Abbiamo comunque norme e procedure da seguire e da rispettare e a questo non possiamo derogare in nessuna maniera. Diverso è il discorso di prendere in considerazione possibili misure di natura straordinaria, ma su questo, ripeto, il dialogo tra gli amministratori agrigentini e la componente di governo espressa dal ministro Cancelleri è secondo me la strada giusta per tentare di avviare a soluzione i molti problemi che sono sul tappeto. Mi auguro che l'incontro di oggi sia un incontro per avere delle risposte certe. Noi abbiamo presentato un documento preparatorio a questo incontro dove chiediamo risposte concrete per la 189, sulla 640, se ci saranno degli interventi sulla 115, a che punto è la situazione del Ponte Morandi e qual è la vera realtà della Petrusa, perché a sentire l'ANAS dice una cosa, a sentire l'impresa dice un'altra cosa. Speriamo che il Vice Ministro oggi ci dica realmente come stiano concretamente le cose. Penso che l'ottimismo della marcia si stia un po' affievolendo. No, se pensiamo che l'ottimismo della marcia debba vedere ogni giorno 5.000 persone per strade, allora sì, ma noi non affievoleremo il nostro impegno perché quella era una tappa, questa è un'altra tappa, ce ne saranno altre che ci vedranno a dei tavoli tecnici per continuare in maniera concreta. Se non sarete soddisfatti delle risposte del Ministro, che tipo di azione di protesta continuerete? Noi faremo sapere e vedere qual è ancora, se ce ne fosse bisogno, l'atteggiamento del cittadino, perché è chiaro che se dopo una manifestazione come quella che c'è stata ci saranno risposte negative, credo che già la risposta c'è ed è negativa da parte invece di chi deve dare risposte positive. C'è molto pessimismo, ma c'è molta aria di riscatto. In questi giorni stanno nascendo molti comitati spontanei, molta cittadinanza attiva che vuole riscattarsi da questa martoriata terra. La manifestazione del 25 aprile è stato un primo momento molto significativo. Col cartello sociale abbiamo dato l'input per una grande protesta popolare. Oggi dobbiamo continuare su quella scia, dobbiamo continuare inesorabilmente verso quel percorso virtuoso che ci deve portare a uscire dall'isolamento. La zona della montagna ci sarà con forza, con determinazione, perché dobbiamo uscire da quella marginalità che purtroppo oggi affligge tanti comuni dell'Agrigentino. Non può esserci sviluppo, non può esserci competitività, non può esserci turismo senza un'adeguata rete infrastrutturale. C'è uno scaricabarile sul ponte Petrusa. L'ANAS qualche giorno fa sosteneva che la responsabilità era dell'azienda che non aveva le risorse economiche per noleggiare una gru per posizionare i pilastri, le travi. Subito dopo è arrivata la smentita da parte della ditta che diceva che non erano problemi finanziari ma erano problemi legati a aspetti tecnici. Allora oggi noi chiediamo di smettere questo atteggiamento e di dare le risposte e le soluzioni e di consegnare il ponte Petrusa alla città, ai cittadini e al territorio. Oggi dal Ministro noi ci aspettiamo risposte, quindi già l'abbiamo incontrato prima della manifestazione, prima del 25, lui aveva detto che per oggi doveva essere una riunione tecnica, quindi per affrontare nel merito i problemi. Oggi quindi attendiamo di esprimerci, quindi di dare un giudizio rispetto all'incontro di oggi per vedere cosa ne esce fuori.